Sono Fabio Carboni del canale Sardo Sono di YouTube. Oggi siamo qui a Dorgali con Marilena Senette. Dorgali sapete tutti essere in provincia di Nuoro, una rinomata località conosciuta dai turisti. Marilena è titolare di un'azienda che lavora il miele, un miele molto particolare, quindi ci racconta adesso un po' della sua azienda e dei suoi prodotti. Dopodiché passeremo a vedere il modo con cui lavora e come otteniamo questi prodotti. Quindi Marilena, raccontaci un po' della tua esperienza come apicoltrice. Sì. Salve a tutti, sono Marilena, ho iniziato questa attività dal 2006. La nostra è un'azienda multifunzionale, cioè abbiamo sia l'allevamento di api, poi coltiviamo l'oliveto, facciamo l'orto, sono tutti rigorosamente condotti secondo i criteri dell'agricoltura biologica. La nostra azienda è tutta scritta biologico certificato, perché crediamo appunto che tutti i nostri prodotti vogliamo siano il più naturali possibili. Per quanto riguarda l'allevamento delle api, quindi la produzione di miele, l'anno scorso abbiamo fatto anche il laboratorio di smelatura, quindi proprio dell'azienda, quindi lavoriamo anche i nostri prodotti all'interno dell'azienda. È una piccola azienda, non abbiamo tanti anni e facciamo infatti solamente i mieli tipici sardi, quindi la sfodelo, il cardo, il millefiori, il carbozzolo, tipici appunto della nostra zona, della zona di Dorgali. Adesso passeremo a vedere le varie fasi di lavorazione del miele in questo laboratorio all'avanguardia. Siamo in laboratorio e la prima fase della smelatura è quella di prendere i telai dalle arnie e portarli qua appunto in laboratorio. Questi telaini si chiamano telaini d'alerario perché appunto qua le api depositano il miele che poi noi andremo a prendere. Ci appoggiamo a questo banchetto, le api trasportano il nettare all'interno dell'alveare e poi quando viene dehumidificato al punto giusto lo depositano nelle cellette. Una volta che la celletta di miele è piena, viene chiusa con un piccolo percolo di cera. Quindi noi per togliere il miele dobbiamo togliere questo percolo. Utilizziamo una piccola forchettina, andiamo piano piano e stappiamo questi percoli. Una volta che il telaino è stato aperto, lo sistemiamo all'interno di questa macchina che si chiama smielatore. Qui i telai vanno fatti girare e la forza centrifuga spinge il miele fuori dai telai. Dopo la fase della smielatura passiamo al confezionamento. Il miele viene preso dallo smielatore, quindi viene filtrato e versato in questo contenitore. Viene chiamato maturatore. Infatti perché qui il miele viene lasciato a maturare per 3-4 giorni, quindi continua magari a perdere un po' di umidità e si depura, anche dalle bollicine dell'aria, eccetera. Una volta che è riposato, poi si va a confezionare il miele dentro